E praticamente questa signora col figlio stavano scendendo giù in diga, il ragazzo, la signora è scivolata, è caduta in acqua, erano sul salto di roccia, il figlio si è buttato per andare a prenderla, però lei era contusa, insomma, noi siamo arrivati a pelo a prenderli con la barca della diga. Uno dei primi soccorritori racconta la dinamica della tragedia al laghetto di Speccheri, in Vallarsa, in Trentino, a pochi chilometri dal Pian delle Fugazze. A perdere la vita è stata Marianna Bernardi, 56 anni, stimata impiegata del comune di Lonigo. La donna stava trascorrendo la giornata in montagna con il marito Andrea Sandri ed i figli, quando, durante la risalita dalla zona del lago, ha perso l'equilibrio in un tratto particolarmente impervio, precipitando per alcuni metri, battendo la testa e finendo in acqua. Il figlio Riccardo, che ha assistito alla scena, si è immediatamente gettato nel bacino, nel disperato tentativo di salvarla. Un gesto istintivo e coraggioso, purtroppo inutile. All'arrivo dell'aereambulanza di Trento, il giovane era stato già tratto in salvo dai vigili del fuoco volontari di Vallarsa, mentre per la madre non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della disgrazia, coordinati dal procuratore di Rovereto, Orietta Canova. Dunque, anche per Riccardo si è temuto il peggio. Perché rischiavano anche... Perché erano dentro in acqua, con gli zaini e tutto, che li tiravano giù, il figlio tirava sulla mamma, teneva la mamma. Perciò ha rischiato anche il figlio? Noi abbiamo preso il figlio al pelo. Perché? Al Ma capello. quanto fondo è la... È una domanda che non saprei risponderti. Perché voi siete di Vallarsa? Noi siamo di fuoco Vallarsa. Vallarsa. Siamo arrivati lì in due con la barca della diga e il custode che ci ha portati sotto, l'abbiamo caricata al volo sulla barca, siamo andati al pelo per prendere il figlio. Perché mentre il marito padre e l'altra cosa aveva un altro figlio più su... Provavano a fare un altro sentiero perché era troppo difficile quello lì.